Radiolina e il CUS Cagliari presentano Casa CUS. Conduce Andrea Matta. Eccoci qui, buon pomeriggio, bentornati lunedì 2 dicembre, questa è Casa CUS Cagliari Radiolina, un saluto da parte di Andrea Matta, benvenuti, questo è il programma dedicato per mezz'ora a quello che accade nel mondo del CUS Cagliari, per cui a Staduchessa, ma anche a Quartu, a Monserrato, nella sede di Via dei Calafati, quindi insomma in tutto il mondo del CUS Cagliari. Vi ricordiamo quelli che sono i nostri contatti, come sempre CUS Cagliari Official sia sulla pagina Facebook da cui state seguendo e siete tanti sul nostro account Instagram e poi ovviamente il sito cuscagliari.it, la nostra porta d'accesso, il nostro luogo dove potete leggere quelle che sono le informazioni e le notizie sempre aggiornate per quanto riguarda la nostra società sportiva. Sono due temi di questa puntata, parliamo di diabete sport e parliamo poi ovviamente anche di pallavolo con i protagonisti del weekend, del belli weekend delle nostre squadre. Ricordiamo insomma i nostri Alessio, Mattia e Margherita sono quasi arrivati dopo un lungo giro nel traffico cagliaritano, quindi insomma tra poco saranno con noi, ma noi iniziamo questa volta con Riccardo Trentin. Buon pomeriggio, benvenuto. Buon pomeriggio, grazie dell'invito, grazie. Presidente della Federazione Rete Sarda Diabete, giusto? Esattamente, perfetto, sì, è una federazione di associazioni che rappresenta a livello regionale tutto, diciamo, il territorio regionale. Sono all'interno di questa organizzazione, che è un'organizzazione di secondo livello, sono rappresentate tutte le diverse anime del diabete. Ricordiamo che il diabete è una malattia che viene definita anche a grande e importante interesse sociale, la legge 115 che ci dice proprio questo aspetto. La Sardegna ha purtroppo un tristissimo primato, che è quello legato al diabete di tipo 1, una malattia autoimmune. La Sardegna ha un tristissimo primato perché siamo attualmente ai vertici mondiali come incidenza, cioè questa malattia incide in maniera veramente importante nel contesto della realtà sociale sarda, in modo particolare nell'ambito pediatrico. Ricordiamo un pochettino i numeri, si stima che siano grosso modo 1500 gli bambini, giovani, adolescenti, quindi con un'età inferiore ai 17 anni, 0-17 anni, i bambini che siano coinvolti, quindi le famiglie coinvolte, ma insorge questa malattia in una fascia d'età che va dai 7 agli 8 anni mediamente. Dobbiamo fare anche un appello dal punto di vista di una maggiore attenzione, perché si può fare anche una sorta di diagnosi precoce, perché alcuni sintomi sono tipici, tanta pipì, voracità anche nel mangiare, quindi bambini che mangiano in maniera molto vorace, dimagrimento, nervosismo, oppure un bambino che aveva smesso di fare la pipì a letto magari incomincia a farla. Quindi bisogna fare molta attenzione, perché questa è una malattia che incide in tutti i contesti, quindi va a incidere non solo nell'ambito della famiglia, che quando entra, e quindi anche tutto quello che è il contesto familiare, le emozioni familiari saltano, perché quando entra il diabete nell'ambito della famiglia salta, ma poi ce lo ritroviamo nella scuola e ce lo ritroviamo nello sport, quindi insomma. Ecco, questo diciamo è il gancio, mentre vediamo, grazie al nostro Fabio in regia, ecco, queste sono alcune immagini del tuo intervento durante il programma Ippocrate dedicato appunto al diabete e alla glicemia, se non sbaglio, questa era la puntata. Sensori, si parlava di sensori e glicemia. Ecco. La glicemia non è altro, semplifichiamo, che praticamente la quantità di glucosio che è nel sangue, e questo ci consente, attraverso l'utilizzo di questa tecnologia, che è un sensore, un dispositivo. Anch'io in questo momento stavo vedendo, ma che cos'è questo che stai vedendo nel tuo telefono? Io sono in diretta, direttamente collegato, io ho un dispositivo qua sul mio braccio, e attraverso il collegamento Bluetooth col mio telefono io sono in grado di capire e prevedere anche quello che può succedere, perché per noi non è un salto di qualità, è veramente un miglioramento stratosferico per quello che è la nostra qualità di vita. Abbiamo detto insomma che c'è un legame ovviamente tra diabete e sport, e sei qua anche per poterlo raccontare. Intanto ci sono dei tabù secondo te da buttare giù, no? Chi è diabetico può fare sport, non può fare sport? La domanda prima, e credo che la più importante, potrebbe essere questa. Allora, innanzitutto occorre fare una distinzione: diabete di tipo 1 e diabete di tipo 2. Il diabete di tipo 2, addirittura appena tu hai la diagnosi di diabete di tipo 2, che è quello chiamato diabete dell'adulto, il diabete alimentare o il diabete dell'anziano, qualche volta dipende insomma dalla fascia d'età,
e viene proprio prescritto l'esercizio fisico, quindi in quelle persone lì viene prescritto l'esercizio fisico e la dieta, quindi dietoterapia e esercizio fisico da linee guida sono la prima cosa. Nel diabete di tipo 1, che è la malattia che ho io, bisogna fare una particolare attenzione. Tieni in considerazione che la mia diagnosi arriva 40 anni fa, Ecco. e quando io purtroppo... Tu come l'hai scoperto, per esempio? È una sorta di paradosso, perché io avrei dovuto partecipare ad un raduno regionale in previsione di un campionato italiano, una visita banalissima, Di che sport? visita atletica leggera. Perfetto. Atletica leggera, ero bravo nei 110 ad ostacoli e una visita medico-sportiva, una banalissima analisi delle urine si fa quando vai a fare la visita medico-sportiva, ti fa un'analisi delle urine e dici: ma abbiamo trovato gli zuccheri nelle urine, sarebbe opportuno che tu andassi a fare un controllo della glicemia, cioè un'analisi della glicemia. E da lì è iniziato un calvario, perché purtroppo in quegli anni chi aveva il diabete di tipo 1 l'attività agonistica non poteva essere fatta, perché la legge importante, che come ho ripetuto anche prima, la legge 115, che è la legge che ci ha consentito praticamente di fare in modo che anche la certificazione medica per l'attività agonistica e non agonistica potessero essere fatte nel momento in cui tu non hai nessuna complicanza. A maggior ragione adesso con questi dispositivi, quindi sensori o i microinfusori, che sono dispositivi che erogano l'insulina, noi possiamo fare qualsiasi cosa. Io ho avuto anche l'opportunità di allenare e di collaborare con un atleta che si chiama Giovanni Pau, che è un atleta di Carbonia, che addirittura ha vinto il campione del mondo nei 100 metri master, atleta col diabete di tipo 1, sardo del Sulcis. Quindi adesso diciamo i limiti sono soprattutto quelli legati alle conoscenze, bisogna conoscere esattamente, perché il diabete è diverso da persona a persona, non è che il diabete di tipo 1 a seconda della persona, quindi deve essere un abito di sartoria anche l'esercizio fisico. Sempre su formazione e informazione andiamo a sentire la nostra vicepresidente Manuela Caddeo che dice la sua su questo tema. Il numero dei diabetici in Sardegna è in forte aumento sia per quanto riguarda il diabete di tipo 1 che il diabete di tipo 2. Le società sportive hanno un ruolo importantissimo nella vita dei ragazzi e quindi è importante che loro sappiano come comportarsi. È importante conoscere il problema e affrontarlo. Quindi noi abbiamo bisogno di esperti, diabetologi, kinesiologi, nutrizionisti, le associazioni del diabete, per creare un confronto costruttivo affinché possano mettere nelle migliori condizioni i nostri tecnici e i nostri dirigenti quando entrano in campo. Sapere come intervenire in caso di aumento o diminuzione della glicemia, oppure pianificare un allenamento che crei un aumento o una diminuzione dei livelli glicemici, sono tutte situazioni critiche che però devono essere affrontate. Questo per creare sicuramente un ambiente sereno in campo, sia per l'atleta ma anche per le famiglie che vivono con ansia le variazioni glicemiche. Importantissimo anche saper prevenire il diabete di tipo 2. E qui abbiamo bisogno di educare le famiglie e i nostri atleti sicuramente a uno stile di vita sano, a un'alimentazione corretta, equilibrata e variegata, a far sì che il movimento e soprattutto l'attività motoria e sportiva sia una costante nella vita dei nostri ragazzi. Quindi è determinante sia per quanto riguarda le società sportive, ma soprattutto devono essere supportate dalle federazioni sportive, creare quei momenti di incontro e di formazione per i dirigenti e per i tecnici affinché le famiglie e i nostri atleti possano vivere serenamente questo momento di crescita sportiva. Ed è un po' quello che dicevamo prima, insomma, l'importanza della formazione sia a livello delle società sportive che delle federazioni. Insomma, il tuo intervento qua oggi in trasmissione durante Casa Cus Cagliari alla Dolina vuole essere un po' un inizio di una collaborazione tra la rete sarda diabete e il Cus Cagliari, anche per andare a parlare effettivamente di un tema come questo. In tante occasioni il Cus ha fatto formazione e informazione su diversi temi, questo è un altro di quei temi importanti. Piccole considerazioni su quello che diceva Manuela? Ha proprio centrato l'obiettivo, cioè la cosa più importante che noi in questo momento possiamo fare è quello di formare, educare i futuri istruttori, i futuri allenatori, quindi collaborare con le federazioni regionali in maniera tale che se io, che sono anche un allenatore, ho un ragazzo, un allievo, un'allieva che ha il diabete di tipo 1, sappia che come devo intervenire, se è necessario intervenire, come intervenire. Diciamo che la maggior parte degli interventi, si tratta di dare zucchero, attenzione, la glicemia tende a calare per l'esercizio e devo
somministrare che cosa? Dello zucchero e il succo di frutta, però deve essere fatto un momento di formazione in maniera tale che l'allenatore abbia ben chiaro e sia sereno, e poi debba cucire proprio la programmazione di esercizi, la programmazione dell'allenamento fatta in maniera tale da venire proprio incontro alle esigenze del ragazzo che ha il diabete di tipo 1, la ragazza. In pochissimo tempo, perché stiamo per andare alla seconda parte del nostro programma, come vedi il futuro del rapporto tra diabete e sport? Allora, in questo momento abbiamo tantissime opportunità, e questo è, come ha lanciato la vicepresidente del CUS Cagliari, Emanuela Cadeo, una grandissima opportunità per tutte le famiglie che hanno i figli con il diabete e per tutte noi persone che abbiamo il diabete di tipo 1. Ricordiamo che l'esercizio fisico è importantissimo per prevenire il diabete di tipo 2, mentre nel diabete di tipo 1, come la malattia autoimmune che ho anche io, si può in questo modo riequilibrare alcuni parametri e fare in modo che diventi non solo esercizio fisico, ma benessere psicologico, qualità di vita e benessere sociale, perché se io faccio lo sport in sicurezza, sicuramente ne ho un beneficio per me, ma per tutte le persone che mi stanno vicino. Io ringrazio Riccardo Trentin, presidente della Federazione Rete Sarda Diabete. Ci incontreremo sicuramente nelle prossime settimane al CUS Cagliari, e poi magari ancora qui a Casa CUS per raccontare quelli che sono i progetti del CUS insieme a voi. Grazie mille presidente, grazie. Riccardo. Mentre andiamo a vedere, caro Fabio, in regia quelle che sono le gare di questo fine settimana, lo facciamo appunto partendo dal volley, e stiamo per raccontarvi il fine settimana con la vittoria al tie break della squadra di A3 contro Negrini CT Acqui Terme, con la vittoria per 3-0 della C maschile contro la Pallavolo Olbia, e con la vittoria per 3-0 anche della Serie C femminile contro la Pallavolo d'Onori. Per quanto riguarda invece il tennis, la sconfitta per la prima squadra maschile contro la Tennis Elmas per 2-1 e le 3 vittorie per 3-0, la seconda squadra femminile, anzi la squadra femminile contro il TC Carbonia, le 2 squadre della quarta serie maschile sia con la Costa di Sopra che con il CT Selargius. Per quanto riguarda invece ancora la Serie B di futsal, la vittoria 1-0 agli ultimi secondi contro la Top 5, per quanto riguarda appunto la B femminile di futsal, e poi la sconfitta per 3-2 della C femminile in Coppa Italia contro la Polisportiva futsal, e poi la sconfitta per 3-0 della prima squadra di calcio contro il Sant'Elena. Oggi la gara tra CUS e Villa Cittadella. Ci hanno raggiunto dopo un intenso pomeriggio in macchina i nostri ragazzi, eccoli qua, li vediamo già grazie al nostro Fabio. Alessio Marotto, responsabile del settore volley, nonché vice allenatore del buon coach Simeon. Ciao Ale. Buonasera a tutti e a tutti. Bentornato. Abbiamo anche Mattia Congio e Margherita Manconi, che sono invece 2 giocatori della C maschile e femminile. Ciao ragazzi, benvenuti. Ciao, buonasera. Allora, potete anche avvicinarvi un po' al microfono, non vi morde, non vi preoccupate. Allora, mentre stiamo tra un paio di minuti ci colleghiamo con la nostra Claudia Pinna, quindi iniziamo un po' a parlare con i nostri ragazzi. Vediamo anche alcune immagini che arrivano da una delle ultime vittorie, anzi dalla prima vittoria al Parapilasto dei nostri ragazzi del volley. Poi è arrivata la seconda vittoria, quella di ieri al tie break contro, tu scrivevi nella chat, insomma, comunicazione del CUS, contro la corazzata Acqui Terme, caro Marotto. Sì, era tra le 2 squadre che ambiscono a vincere il campionato, con un ottimo organico. Abbiamo fatto una grande gara, a parte il passaggio a voto del primo set, poi abbiamo rischiato addirittura al quarto di portare a casa 3 punti fondamentali. E diciamo che poi sono anche molto importanti per il futuro della squadra, una stagione non partita benissimo, possiamo dirlo adesso? Sì, abbiamo pagato un po' lo scotto di aver rinnovato completamente l'organico, e soprattutto l'età molto giovane dei giocatori, però diciamo che ci mancano solamente i 3 punti di Ancona, per il resto siamo in linea con quanto programmato inizio stagione. Senti, dalla panchina come si vedono le partite? Cioè dalla panchina della A3 come si vedono le partite? Rispetto alla C maschile ci colleghiamo con questo poi con i ragazzi. È sicuramente un altro livello. Io personalmente sto imparando tanto, anche perché è un ruolo che non avevo mai svolto con il secondo allenatore, e perché mi conosce sto facendo grandi passi in avanti perché riesco a rimanere calmo in panchina. Quindi grandi sforzi stai facendo, questo diciamo è un po' il senso di questa tua affermazione, caro Alessio. Ricordiamo tra l'altro che il CUS giocherà altre 2 partite in casa in questo mese di dicembre, la prima è il 10 di dicembre e poi il derby il 22 di dicembre. Il 22 di dicembre, sì. Lo diciamo insomma anche perché è giusto che i tanti appassionati di pallavolo in questo caso possono iniziare a vedere le partite anche al Parapilastu. Andiamo a vedere un po' di immagini, o meglio gli ultimi 3 minuti, ma ovviamente
andiamo ecco, con tanto di audio, perché giustamente ci serviva in questo caso, per far capire gli ultimi minuti concitati della squadra della C maschile. Caro Mattia, ci racconti, qui vediamo gli ultimi 2 punti, però voglio sentire da te come è finita quella partita. Allora, era un momento in cui siamo andati sotto, eravamo mi sa 4 punti sotto al terzo set. Sinceramente, dopo che Luca ha chiamato il tempo, dopo che l'allenatore ha chiamato il Luca, tempo, ricordiamo l'allenatore, sì. L'allenatore, secondo me ha fatto un discorso che ci ha motivato talmente tanto, perché il giorno prima avevamo affrontato un allenamento che secondo me è uno dei migliori allenamenti da quando abbiamo iniziato, e da lì secondo me c'è scattata quella cosa in più che ci ha portato poi a recuperare e poi andare a vincere il set, perché non so, là ci è venuta proprio la voglia di dire questo set ce lo portiamo a casa noi, non lo possiamo perdere. Chi insomma vuole vedere la parità completa è sul nostro canale YouTube, sul canale YouTube del CUS Cagliari c'è la parità completa della Serie C maschile, questa e le altre gare interne da 3 gare a questa parte. Cara Margherita invece, anche voi avete vinto per 3-0 sabato nel catino, possiamo di definirlo così, del Palacus B, gara ben giocata. Sì, dai, ce la siamo cavata. Mhm. No, racconta com'è andata, insomma, il 3-0, però sì, non dico 7x7 i parziali, però ecco come sta andando, come l'hai vista? Il campionato sta andando bene, siamo una squadra diciamo rinnovata rispetto all'anno scorso, però abbiamo voglia di fare, abbiamo voglia di vincere, anche se comunque per adesso ci troviamo a essere un punto sotto la capolista, comunque non abbassiamo il morale, diciamo. Abbiamo sempre voglia di vincere, anche questo sabato l'abbiamo dimostrato, e quindi no, tutto bene, sta andando tutto bene. Voi non siete la prima esperienza al CUS, se non sbaglio. Margherita, sei all'anno numero? No, io sono il primo al anno. primo, Mattia no in Io realtà. al secondo anno. Amarotto neanche glielo chiediamo, che ormai ha perso il conto. L'ambiente CUS, come l'hai visto? Come lo stai vivendo? Allora, io sapevo dell'esistenza della società da tanti anni. Meno male, sarebbe strano il contrario. Siamo qua a 7 anni sulla radiolina, per cui insomma... Esatto, l'anno scorso l'ho potuto conoscere meglio anche dai miei amici. E ora che ci sono dentro, devo dire, è molto accogliente, si sta veramente bene. Giovane Mattia? No, allora io c'ero già stato come hai detto, però quest'anno penso che sia totalmente diverso, è cambiato tutto quanto, soprattutto il bello del CUS è proprio l'aria che si respira, perché una volta che entri lì dentro è solo sport, è tutto sport, che tu abbia un allenamento, che tu abbia una partita, poi trovi sempre quei 2-3 minuti, 5 minuti per stare lì tutti quanti assieme, quindi penso che la forza che poi sia anche la nostra forza in campo sia il gruppo, quindi che al CUS, avendo tutto quello che si può avere, si rafforza ancora di più. Chiedo a Marotto, in questo caso in qualità di responsabile di settore, l'importanza di avere 2 squadre in Serie C, che ricordiamo è la massima serie regionale, così in alto in classifica in questa parte dell'anno, e ci auguriamo che possa essere ovviamente anche per le prossime settimane. Fate pure gli scongiuri, toccate quello che volete, non in diretta, perché se brutta si vede, perché la diretta è anche video, e poi il progetto volley al CUS. Intanto possiamo iniziare a chiamare Claudia Pinna. Intanto mi fa molto piacere quello che hanno appena detto Mattia e Margherita, perché la nostra mission è questa, cioè tutti i ragazzi che vengono a giocare a far pallavolo al CUS, non è solo una questione sportiva ma anche una questione umana. Qual è l'importanza? Noi quest'anno abbiamo programmato, sia con il responsabile del settore maschile che del femminile, ovviamente la costruzione di 2 squadre per poter competere alla vittoria finale del campionato. Devo dire che sino ad oggi nessuno delle 2 ha fatto nessun passo al falso, perché una sconfitta ci sta. Quello che mi conforta è, senza toccare nulla, stare tranquillo per il futuro, è che sono 2 gruppi straordinari. Li definirei quasi un gruppo di amici e un gruppo di amiche. Questo è quello che sta facendo la differenza. Per quanto riguarda la programmazione, devo dirti che sul settore giovanile non è solo una questione di risultati, perché siamo praticamente primi in tutte le classifiche, sia maschili che femminili. Ma devo dirti che l'incremento di iscritti e di iscritte quest'anno ha fatto la differenza. Stiamo lavorando sulla qualità, soprattutto, non solo sui numeri, perché non sarebbe da CUS lavorare solo sui numeri, ma soprattutto i ragazzi e le ragazze si stanno divertendo, e questo vengono con piacere al CUS, e questo è quello che mi rende più orgoglioso.
Mentre chi ci segue in questo momento sui nostri canali social e anche sul canale 99 19:30 di ogni lunedì ci sono alcune delle foto delle ultime gare della C femminile. Ricordiamo appunto che sulla la parte foto gallery del nostro sito ci sono tutte quante le foto del nostro Andrea Chiaramida, anche per raccontare passo dopo passo quello che appunto è il fine settimana sportivo al CUS Cagliari. Fine settimana concluso ieri in realtà poi con la gara della Cagliari Respira, vinta dalla nostra Claudia Pinna. Ciao Claudia, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Non potevamo non chiamarti, cara Claudia, anche perché insomma abbiamo iniziato con te questo lungo cammino verso la Cagliari Respira, seguita anche ieri dai nostri amici di Radiolina. Ovviamente vediamo alcune immagini in questo momento per chi ci segue in video. Sono l'arrivo, grazie alla nostra Vanna Chessa, il tuo arrivo ieri. I dati, i numeri dicono nona vittoria in 16 edizioni della Cagliari Respira, confermi? Confermo, io dico la verità, ho perso il conto, nel senso che pochi mesi fa ho raggruppato i trofei che ho vinto alla Cagliari Respira, però non conto, non guardo, le metto tutte insieme perché era bellina la vetrina. E non ho badato effettivamente che potevo andare alla nona vittoria, non mi sembra vero, ti dico la verità. Sono anche un po' spaventata, nel senso che dico effettivamente sono 9 le vittorie, ma le partecipazioni sono non tutte, però qualche edizione l'ho saltata anche perché avevo, mi pare, gli europei un anno di cross o qualche altra gara, però cavolo, sono tante edizioni. Ti chiedo, siccome insomma quando abbiamo organizzato un po', ecco, i tanti ragazzi del CUS che hanno partecipato alla Cagliari Respira, alla 6 Calaris, alla staffetta, insomma c'era tanto CUS in questo domenica in giro per Cagliari, tu hai detto io comunque parto, poi vedo quello che succede. Questo diciamo è un po', non so se lo dici sempre, non so se è un po' per portare fortuna, insomma un po' per abitudine, no? No, in realtà perché la mezza non è una gara scontata. È una gara comunque lunga, non è che non stiamo parlando di 3 km o 5 km in pista o 1500, comunque è una gara che può avere diverse sfaccettature, puoi star male, ti può succedere un pochettino di tutto, quindi sì, c'era un po' di scaramanzia, ma anche la consapevolezza che non è una gara facile. Poi Cagliari non perdona, se parti forte, l'ultimo tratto effettivamente è molto impegnativo. Quindi ecco, io dicevo, io provo a partire, se sto bene, se fisico mi regge, perché comunque sia qualche acciacco c'è fisico, quindi devo far sempre scappare, ecco, deve far sempre scappa da me. Perfetto, ci ha lasciato, va bene. No, riusciamo a chiamare al volissimo, perché volevo chiedere un augurio ai ragazzi che sono qui in studio con noi, anche per chiudere insieme a Claudia, che diciamo è la storia del CUS, lo possiamo dire. Che effetto, insomma, come vedete Claudia Pinna anche in un settore diverso che l'atletica leggera, voi siete siete la pallavolo, è un altro sport, ma forse la bellezza del CUS è la comunità sportiva e l'idea che ci siano personaggi come Claudia. Penso che Claudia sia proprio il simbolo del CUS, sia il simbolo dello sport, tant'è vero che ne approfitto per invitarla a vedere le nostre partite della Serie A, perché è proprio un esempio. Quando parlo anche con le squadre giovanili, per me lei è l'esempio, quindi quando penso allo sport, penso al modo di fare sport, e soprattutto negli anni si può fare solo un nome del suo. Mentre non riusciamo a collegarci con la nostra Claudia, insomma, ok, magari la recupereremo poi nelle prossime puntate. Chiedo a Mattia e chiedo a Margherita il vostro futuro. Ce l'abbiamo? Claudia, ci sei? Sì, ti ho Ecco, perso. allora siamo praticamente arrivati in chiusura. Ho chiesto ai ragazzi il loro futuro, ma in realtà chiedo a te, insomma, Mattia e Margherita sono arrivati al primo anno qui al CUS. Da te, che diciamo hai scritto la storia recente di questa società, cosa auguri, che tipo di augurio puoi fare ai ragazzi? Di non mollare, anche di fronte a difficoltà, di andare avanti, perché soltanto chi persevera, diciamo così, chi ha passione e ogni giorno ci mette tanto impegno può andare avanti. Ecco, diciamo, mi sembra un ultimo punto di vista, no ragazzi? Sì, confermo. Sì. Margherita conferma, ride conferma, quindi va bene, insomma ci fidiamo di questi sorrisi belli dei giovani del CUS. Grazie Claudia Pinna.
Ciao, grazie a voi. Grazie Claudia, io ringrazio anche Alessio Marotto, Mattia Congio, Margherita Manconi per essere stati qui con noi a Casa Cus. Grazie. Grazie a voi, grazie a voi. La prossima volta partite poco prima per i vostri appuntamenti, oppure non lo so, prendete l'elicottero per arrivare qui al Cus, qui a Radiolina. Grazie al nostro Fabio Leoni in regia. Casa Cus torna come sempre da 7 giorni. Un saluto da parte di Andrea Matta. Radiolina e il Cus Cagliari hanno presentato Casa Cus.